Il mondo del rugby trevigiano si è stretto attorno a Vinicio Artuso, il 59enne custode dello stadio di Monigo, morto mercoledì scorso in un incidente mentre cercava di sistemare una protezione delle tribune dell'impianto sportivo. La chiesa di San Trovaso, località dove il defunto risiedeva, non è riuscita a contenere tutti i parenti, gli amici, i conoscenti convenuti per il funerale e l'ultimo saluto a Vinicio. Almeno 300 persone sono dovute rimanere sul sagrato. La bara è stata portata a spalle davanti all'altare dai giocatori della squadra del Benetton. Tutti i leoni erano sfilati uno ad uno per omaggiare il feretro e porgere le condoglianze alla moglie Giuliana, ai due figli, Thomas e Andrea, anche allo stadio dove era stata allestita la camera ardente. La cassa con la salma è stata posta nell'area di meta davanti agli spogliatoi, in mezzo alla porta, su quel prato che Artuso curava da anni con passione e dedizione. Da mezzogiorno e mezzo per 2 ore, prima che il corpo venisse trasferito in chiesa per il funerale, è stata una lenta processione. Oltre ai giocatori, all'allenatore Franco Smith, ai suoi collaboratori, lo staff del Benetton al gran completo, in testa il direttore generale Vittorio Munari e il presidente Amerino Zatta. Nelle parole di quest'ultimo, il commosso ricordo di Vinicio Artuso. Ma credo che sia il minimo che noi dovevamo fare per dare l'ultimo saluto qui a Vinicio al campo dove questa era casa sua praticamente, quindi dove arrivava il mattino, faceva il suo lavoro, lo curava con amore e quindi credo che sia il minimo che noi dovevamo fare, noi e i ragazzi con tutta la squadra, appunto, di dargli l'ultimo saluto del campo qui a Monigo. Tra i tanti a Monigo è arrivato anche il sindaco di Preganziol, Sergio Marton. Zatta ha annunciato che la società ha presentato formale richiesta all'organizzazione del campionato Rabo Direct Pro 12 di poter giocare con il lutto al braccio le restanti 4 partite della stagione regolare. A far da corona alla bara le foto di Artuso, colto nella sua attività quotidiana mentre sistema le zolle del terreno di gioco, e 2 cartelli con le scritte «Il tuo campo, la tua casa» e «Per sempre nei nostri cuori. Ciao Vinicio». Sopra la cassa un cuscino di rose rosse della famiglia e una maglia bianco-verde con le firme di tutti i giocatori. Ai piedi un'altra corona di fiori bianchi con la dedica «Ciao capo, il tuo staff».